Lunedì 23 dicembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda l'appello lanciato da Confindustria Belluno Dolomiti al mondo scolastico, industriali, intelligenza artificiale a scuola. Le aziende bellunesi chiedono di formare i giovani del futuro, l'intelligenza artificiale va inserita nei programmi dei vari istituti. Lettera della Presidente Bertone ai dirigenti scolastici, fondamentali le competenze digitali. Della mail inviata alle scuole e firmata da Loren Bertone, Presidente di Confindustria, e da Margherita Vascellari, presidente del gruppo Giovani, si propone un vero e proprio patto educativo per il futuro digitale bellunese. L'approfondimento lo troveremo a pagina 15. Belluno, frizioni a Palazzo Rosso, il patto rompe con la giunta, De Pellegrin non fa nulla, non immaginavo che questa amministrazione fosse così deludente, parole del presidente Luca Dalle Mule. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 19. Solidarietà, il fondo welfare riapre il bando per gli asili nido di montagna, una mano tesa alle famiglie con figli piccoli che vivono in montagna, ma anche alle donne vittime di violenza e agli studenti. L'approfondimento a pagina 18. Fatto di cronaca, uomo arrestato a Pedavena, vigile colpito con un pugno, il sindaco si dimetta, il vigile urbano era intervenuto per difendere una donna dal marito, il sindacato, il comune non tutela l'operatore. L'approfondimento di Milano a pagina 21. E la foto di copertina è dedicata al turismo invernale, pista aperta ovunque, nonostante nevicate non da record, negli alberghi coperto il 75% dei posti letto. Tutto pronto per il Natale, dello sci c'è fiducia. Sciatori in questo caso, in questo scatto a Falcade, le festività natalizie vedranno l'apertura della gran parte delle piste. L'approfondimento di Dalmas a pagina 16 e a pagina 17. E sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Veneto, fumatori sotto la media, ma resta alto il consumo di alcol. L'approfondimento lo troverete a pagina 2 e a pagina 3. Questi dunque i richiami presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicati alle notizie della provincia di Belluno e al Veneto. Passiamo adesso invece alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda le botteghe storiche della provincia di Belluno. Sono salite a 58, la regione aggiorna l'elenco, Belluno e Feltre ne hanno 9 a testa e c'è il caso di Lamon, 2600 abitanti e 6 presenze. Sono 58 e sono dei veri e propri presidi del territorio che resistono all'abbassamento delle serrande allo scoglio del ricambio generazionale. Sono i luoghi storici del commercio e vanno da alberghi, alimentari, attività artigianali con annessa vendita, ma anche farmacie, locande, e tutti comunque aperti al pubblico da più di 40 anni. La Regione Veneto nei giorni scorsi ha pubblicato l'elenco aggiornato al 2024. La necessità di tutelare questi monumenti del commercio cresce di anno in anno. Erano 34 nel 2022 i negozi storici bellunesi, ora la lista si è allungata con un aumento del 70% di attività protette. Scorrendo nell'elenco, tutto il territorio è ben rappresentato con attività che variano da 9 rispettivamente a Belluno e Feltre. Spicca il dato di Lamon, piccolo paese feltrino con 2600 abitanti che può vantare ben 6 gioielli del commercio. L'approfondimento di Fontanive lo troveremo a pagina 2. E la foto di copertina è dedicata al maltempo e alle sue conseguenze. 2 morti per malori ad Arabba e San Vito, tormenta di neve, elicottero bloccato. Vediamo in questo scatto appunto Falco che era intervenuto per una chiamata da un albergo. Ci troviamo in questo caso ad Arappa. L'approfondimento di Bonetti a pagina 9. Pedavena, vigile pestato, siamo pronti a far causa, richiamo trovato anche nell'edizione sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Agordo, Valle Imperina, hotel che racconta l'era delle miniere. L'approfondimento di Fontanive a pagina 3. Sport, Belluno Volley, la striscia positiva finisce a San Donà. La firma di questo articolo di Lazzarin lo troveremo a pagina 12 e a pagina 13. Ancora dallo sport, snowboard, Coppa del Mondo, pausa natalizia con l'omaggio di Falcade ad Almasso. L'approfondimento di Tavosanis a pagina 17. E ancora intelligenza artificiale nei programmi scolastici. Confindustria offre collaborazione per la formazione. Dal capoluogo via Sottocastello rinasce con i murales realizzati dai ragazzi del liceo Catullo.
E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Comelico, lo Spiqui Team compie 20 anni, festa a 10 gradi sotto zero. Feltre, le letterine a Babbo Natale, so che sei un po' boomer. Mammania, pagina 8. E infine Belluno, premiati 200 studenti, il territorio ha bisogno di voi. Dopo San Vito, cerimonia anche nel capoluogo dedicata a ragazze e ragazzi che si sono distinti, fra di loro 40 della scuola edile di Sedi, con l'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 7. Siamo a pagina 2 del Gazzettino di Belluno, tradizione da salvare, la notizia messa in primo piano in prima pagina. Salgono ancora le botteghe storiche, 58 sono sotto tutela, la regione ha aggiornato l'elenco dei luoghi storici del commercio dal 2022, aumentati del 70% i negozi che hanno ottenuto il riconoscimento. In questa pagina troverete anche tutte le attività commerciali suddivise per comune che sono entrate in questo albo importante della regione Veneto. Da tipografia cartolina, le possiedi sono un'istituzione, una promessa fatta a papà. Per riuscire ad essere concorrenziali e proporre prodotti di qualità, la ricerca è continua. Un'intervista quindi che troverete in questo caso alle titolari della cartoleria di Feltre di Silvia e Rossana Possiedi. Ma ancora, hotel che racconta l'era delle miniere e l'arte di Beltrame. In Villa Imperina fu residenza del patrone dei siti estrattivi, il pioniere Magno Magni, poi divenne casa del celebre illustratore della Domenica del Corriere che la decorò. Trasformata in struttura ricettiva nel 1960 e dopo l'epoca d'oro il fallimento, nel 2014 la rinascita. E ancora alle buone arie, l'albergo che nel 1954 portò il primo turismo in Val Visdende. L'attuale titolare Lionella Cesco racconta come nacque l'impresa nel dopoguerra. Fu la lungimiranza e l'intuizione di una donna, Irene De Zolt, a creare dal nulla l'azienda. Tante belle notizie positive in questo caso che troverete da pagina 2 a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. E continuiamo con pagina 5, Confindustria, alle scuole insegnate l'intelligenza artificiale, inviata a tutti i presidi bellunesi. I presidi bellunesi, una lettera dell'associazione con cui si propone un vero patto educativo per il futuro digitale. Gli industriali pronti a collaborare mettendo a disposizione le proprie competenze, strumenti e servizio education. Vogliamo invitare a introdurre l'intelligenza artificiale nei programmi scolastici. Questo è l'invito di Loren Berton, presidente appunto di Confindustria Belluno Dolomiti. Notizia invece che ci porta nel capoluogo, siamo a pagina 7 del Gazzettino di Belluno. Via Sottocastello rinasce con i murales, inaugurati i dipinti realizzati dagli studenti d'arte del Catullo. L'assessore a Damiano hanno fatto un regalo alla comunità. La strada è spesso finita nella cronaca per disordini e liti. I residenti chiedevano di avere più sicurezza, ora il restyling. Ed ecco, vediamo il murales svelato in via Sottocastello, realizzato appunto dagli alunni del Catullo. Premiati 200 studenti bellunesi, il territorio ha bisogno di voi, restate. La cerimonia si è svolta appunto nel capoluogo. E ancora continuiamo con pagina 8, fatto di cronaca che ci porta a Pedavena. Vigile aggredito, siamo pronti a far causa al comune. Il sindacato degli agenti SUPL andrà dal prefetto e minaccia lo stato di agitazione. Non è stato tutelato dal municipio. Il pugno che il vigile urbano di Pedavena, Davide Pinaffo, ha rimediato sabato all'ora di pranzo è la seconda aggressione che subisce in pochi mesi mentre svolge il proprio lavoro. Questo per il sindacato della polizia locale SUPLI non è più tollerabile e punta il dito contro l'immobilismo dell'amministrazione comunale pedavenese, che invece che tutelare e schierarsi al fianco del suo dipendente lo avrebbe addirittura abbandonato. Feltre, sabato incantati dalle mongolfiere, ieri dai Krampus sotto la bufera, notizia che in questo caso interessa la città di Feltre. E rimaniamo a Feltre, caro Babbo Natale, cambiano anche le richieste dei bimbi. Centinaia di letterine alla cartoleria Zampiero raccontano i piccoli digitali. So che sei un po' boomer. Siamo a pagina 9, maltempo in provincia di Belluno, neve, la bufera blocca anche l'elicottero. Falco ieri alle 18 è rimasto a terra ad Arabba dopo un soccorso, ma non c'era alcuna urgenza, purtroppo l'uomo era deceduto. L'elicottero si è potuto levare in volo solo alle 19.45 grazie a un lieve rallentamento delle precipitazioni. La giornata di ieri è stata segnata da 2 malori fatali, deceduto un 57enne olandese e Maria Belli, 74enne cadorina. Comelico superiore, 20 anni di Spiqui Team, festa a 10 gradi sotto zero, ma nessuno si è fatto fermare dalle temperature, c'era la folla sabato in piazza a Dosoledo. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla lettura delle notizie riferite alla provincia di Belluno presenti nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. La prima notizia la troviamo
La troviamo a pagina 15 ed è quella già trovata anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno, l'appello di Confindustria Belluno Dolomiti, l'intelligenza artificiale nelle scuole. Confindustria scrive ai presidi bellunesi. I dirigenti rispondono presente, è il futuro dei nostri ragazzi, Arnesine e De Lazzari incuriositi dalla proposta degli industriali. L'inverno in montagna, pagina 16, sarà un super Natale, alberghi col pienone e piste aperte ovunque. La fiducia di ANEF e Federalberghi, quest'anno Ponte dell'Immacolata in sordina, ma le prenotazioni per le prossime feste ci danno una carica di ottimismo. Da Padola ad Arabba, ecco dove si scia, i piccoli comprensori in leggero ritardo, a Cortina percorribili 60 km di piste, a Oronzo al 90% da domani, nell'area dello Ski Civetta sono attivi 15 impianti su un totale di 23. Mondo della solidarietà, pagina 18, nidi in montagna, aiutate 22 famiglie, Fondazione Welfare riapre il bando. Nell'attività 2024 anche il sostegno a 2 vittime di violenza, l'anno prossimo un fondo per doposcuola e centri estivi. E sempre in merito alla solidarietà, mensa pagata dal Sorottimis a 3 ragazze in difficoltà. Solidarietà e sostegno all'istruzione per i meno fortunati sono tematiche che il Sorottimis Belluno Feltre porta avanti da anni nei suoi service, anche con le ultime iniziative di cui il club dà notizia attraverso la sua presidente uscente Manegrazia Passuello. Ma sempre in merito al fondo welfare, l'obiettivo è aumentare i lavoratori che donano €1 dallo stipendio. Tutte le entrate vengono riversate sul territorio, a dichiararlo Francesca De Biasi, presidente della Fondazione Dolomiti Welfare. Siamo a pagina 19, giunta deludente, non sta facendo nulla, il patto rompe con la maggioranza. Il presidente dalle mule, porto solo avanti i progetti di chi c'era prima, nessuna discontinuità come si auspicava. Ci ignorano e qualcuno si offende se poi non votiamo? Abbiamo autonomia, questa è la dichiarazione di Luca Dalle Mule, che è il presidente del Patto per Belluno, che rivendica l'autonomia del movimento. Penoso aver negato i pasti ai bambini, nessuna visione su cultura e turismo. Continuiamo con pagina 20, Cortina Banca e Scuola Edile premiano 200 studenti, la notizia che ci porta nel capoluogo, presente l'europarlamentare Donazzan, non ci sono scorciatoie per emergere, sul palco anche giovani sportivi, il binomio studio-sport è sempre vincente. E la notizia di spalla è dedicata a una iniziativa della nostra associazione, ovviamente l'Associazione Bellunesi nel Mondo. È suo il miglior racconto tra i 10 finalisti, sul podio Alice Bettolo e Lorenzo Mattozzi. Giovanni Larese vince il concorso sull'emigrazione. Feltre, pagina 21, Pedavena, notizia trovata già nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo quindi con pagina 22, auto fuori strada contro un muretto, ferita un'anziana. Il fatto è accaduto a Feltre. A Ceso Maggiore invece Pez rende omaggio alla figura di Zancanaro. Ed eccoci arrivati alla rubrica Giorno e Notte, pagina 23 del Corriere delle Alpi, Coro Arcobaleno e Smile Music Band per una festa di Natale a 5 cerchi. Stasera alle 20 appuntamento nel Palasport di Limana con i coristi locali e la banda dei 5 fratelli Bonan. A Feltre alle 26 torna La Zima del Signore, appuntamento all'Officinema. Limana, concerto e letture per le feste in Valmorella, appuntamento è per venerdì 29 alle 15.30. A Castellavazzo invece Ritratti di un tempo in mostra in municipio. E adesso passiamo allo sport bellunese, pallavolo Serie A3, Belluno stoppato dalla capolista, si interrompe la striscia vincente. I rinoceronti sfiorano il colpaccio nel secondo e terzo set ma cedono di fronte al maggior cinismo del San Donà. Il team di Marzola è al terzo posto a 4 lunghezze dai veneziani, i bellunesi sbagliano troppo al servizio nel San Donà, Giattoni ne fa 26. E sempre dalla pallavolo Serie C femminile, SB Volley stende Santa Croce la quinta vittoria consecutiva. Ancora Serie C femminile, successo vitale per il Feltre, la zona calda è a 4 punti. Continuiamo ancora con la pallavolo, il Belluno si arrende al quinto set, Serie D maschile, match combattuto, ma il Nova Pool è più scaltro nello sfruttare gli errori altrui. Calcio Serie D, Deciana, la Dolomiti è vigile sul mercato, il Treviso passa 3-0 a destra e va a +2, ma il dirigente non fa drammi, firmerei per replicare questi punti nel nuovo anno. E continuiamo con lo sport bellunese, calcio di prima categoria, il Fiori Barp torna a successo dopo un mese. Calcio giovanile, derby alla Dolomiti, il Cavarzano si arrende, padrone di casa in vantaggio con De Paris, poi Dal Paus chiude i conti nel recupero e rende vano il gol di Plachner.
calcio seconda e terza categoria, Castione e Ponte Alpi salgono in seconda posizione. Ancora il calcio giovanile, siamo a pagina 35 del Corriere delle Alpi, il Ponte si rialza e stende il fanalino San Gaetano. Calcio giovanile ancora, Tris della Dolomiti Bellunesi che vince a suon di reti e ancora trofeo Coupe d'Hiver, la festa è tutta del Cavarzano. Sempre dal calcio giovanile, Patto Dolomitico, il progetto va allargato ad altre squadre. Le squadre della Sinergia si sono sfidate in un torneo senza classifica, il tutto è avvenuto a Serena del Grappa. E ancora fase finale sotto la neve a Serena del Grappa, Alto Academy sul gradino più alto della Christmas Cup. Dal calcio allo basket, pagina 40, Serie di R1, Istrana Vadi Tripol, Valbelluna cade, i bellunesi chiudono penultimi. Calcio a 5, Serie A2, Canottieri e il giallo del gol annullato era da convalidare. Sci alpino, Gran Premio Net Insurance per allievi ragazzi, il primo sigillo bellunese con Dinca, Benedetta ed Esposito. Sci nordico, De Martini scende dal podio nella Festa Cup in Austria e ora scatta il Tour de Ski. Hockey, Afro Cortina tra alti e bassi, Faloppa, bilancio positivo. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo sereno poco nuvoloso in pianura, poco parzialmente nuvoloso in montagna, con maggiori addensamenti sulle Dolomiti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20 via streaming e domani all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.